Andremo fuori a cena sicuramente con più calma e tranquillità finalmente. No, starò a casa, tornerò più o meno verso il pomeriggio presto a casa. Magari nei fine settimana c'è più libertà di uscire, però non troppo tardi, sicuramente dopo le 11, magari dopo il fine settimana. Stare in giro in sicurezza, non vado, cioè, con gli amici così, no, fino a sera tardi, no. Spero di sì, se possibile. In realtà ho ancora una conferenza online stasera, quindi mi sa che forse dopo sì, dopo vado in giro assolutamente. Visti gli ultimi bollettini e come sta andando anche insomma, la situazione con l'andamento dei vaccini in Veneto, sono ottimista. Fuori con gli amici sempre in sicurezza, però ovviamente sono più rilassati e tranquilli e anche al bar senza avere la pressa di tornare a casa. Però sempre mascherine, sicurezza, distanziamento, tutto a posto finché non ci vacciniamo. In realtà a me i giovani non hanno mai preoccupato perché vedo da loro più attenzione rispetto a tante persone più adulte. Perché una cosa è gestire i giovani che capiscono e quindi diciamo che sono abbastanza giovani da poter capire. Invece gli anziani che hanno le loro abitudini è più difficile riuscire a estirpare loro le loro abitudini di incontrarsi. E quindi secondo me i giovani sono al momento il problema minore. Si è vista anche la campagna vaccinale che per i giovani sta andando benissimo. Non vedevo l'ora che arrivasse la zona bianca, che ci si possa muovere, che non esagerare, sempre con la mascherina magari anche per strada, non so, però senza esagerare, ma finalmente. Si vive più tranquilli anche perché essendoci molta gente che è comunque già vaccinata, io mi sento più tranquilla.